Con Mauro Conte al termine di questa gara con la Leo ne è uscito un 1-0 per voi che immagino ti soddisfi almeno per quanto riguarda il punteggio, no? Ma noi in questo momento qua non possiamo guardare tanto ai fronzolini, ma dobbiamo badare al sodo. Siamo stati bravi e fortunati ad andare in vantaggio subito, poi abbiamo sofferto tantissimo durante la partita, bravi allo Piterzina che ci ha messo parecchio in difficoltà, anche non creando proprio palle nitidissime, però eravamo sempre sotto pressione. Siamo stati bravi a non perdere la concentrazione, a voler portarla a casa con fatica, con cattiveria. Stiamo facendo un percorso e i punti sicuramente ci aiutano a stare più sereni e a lavorare meglio. Un primo tempo comunque sì, magari agevolato da questo gol trovato quasi subito, un primo tempo però dove si è visto qualcosa, si è cominciato a vedere la mano di Conte. Ma io non è che ho una mano, io cerco ogni partita, sì, io cerco di far giocare le mie squadre con l'obiettivo di vincere, quindi per me una volta si mette lunga, una volta si gioca a seconda degli avversari. Tu devi cercare di sfruttare le tue potenzialità e di sfruttare le pecche degli avversari. Quando vinci vuol dire che hai fatto bene, anche soffrendo. Quando non vinci vuol dire che devi lavorare e far meglio. Quindi un primo tempo che il gol probabilmente ci ha un po' impaurito, perché abbiamo perso subito 20 metri di campo. D'altronde veniamo da un inizio campionato difficile, quindi le certezze sono poche. Però la partita di oggi aiuta. Aiuta, sì. Poi ci sono dei risultati ancora strani in questo campionato, quindi va bene così. Io l'ho detto, è un campionato, io ho visto 3-4 partite prima di venire a Vittorio Veneto e sono tutte sul filo, sono tutte sulla giocata, sull'equilibrio, e quindi se trovi un po' di continuità sali e se non la trovi rischi. Così è. Bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, ciao, arrivederci. Ciao Mauro.